8 giorni sull'isola di Cipro alle sorgenti della Chiesa primordiale con lo sguardo aperto all'attualità e al futuro. I pellegrini della diocesi di Chiavari stanno concludendo il loro percorso sulla terza isola per estensione del Mediterraneo, mossi da un forte desiderio. Ci siamo mossi con il desiderio di crescere, di maturare nel nostro percorso interiore e di incontrare la Chiesa degli inizi, la Chiesa descritta dagli Atti degli Apostoli e soprattutto dei primi viaggi di San Paolo, accompagnato dal padre spirituale San Barnaba, ed è anche la terra di Lazzaro, l'amico di Gesù, il primo che abbiamo incontrato il primo giorno. A Larnaca esistono ancora i resti della presunta tomba di San Lazzaro. I pellegrini hanno avuto l'occasione di incontrare padre Giorgio, vicario di Monsignor Pizzaballa, custode di Terrasanta, e Mrs. Thompson della Chiesa Anglicana, in un mix tra passato e futuro. L'accoglienza sull'isola è stata cordiale ed affettuosa, pur nelle sofferenze di un popolo che porta diverse ferite. È una terra bellissima, è la terza isola del Mediterraneo per dimensioni. Ad accoglierci fin da subito c'è stato un vento caldo e anche l'incontro direi con dei volti duri, che vedi che sono scavati dal sole, dal mare e anche da una certa sofferenza. La sofferenza di vedere i propri ideali di unità infrangersi, poi piano piano diventare illusione, smarrimento. È una terra sicuramente ferita e stiamo cercando di metterci in ascolto. Anche Cipro è territorio di interessi internazionali, ma con un forte desiderio di unità e di apertura ecumenica. Volevo chiudere così con la bellezza di aver celebrato sulla tomba di San Barnaba una celebrazione ecumenica davvero molto speciale. Abbiamo colto la bellezza intensa di poterci rivolgere guardandoci negli occhi in una maniera vera.